Buonasera a tutti, siamo qua in campo sportivo, il centro sportivo Edoardo Duò, e un paio di mesi fa, forse anche meno, abbiamo consegnato e finito i lavori di ristrutturazione del tennis coperto. Da ieri sono cominciati i lavori di ristrutturazione della tribuna grande, ennesima opera che questa amministrazione compierà per quel che riguarda gli impianti sportivi del centro ma anche della zona marina, e questa volta così come d'accordi con la Tagliolesi siamo arrivati ad aprire il cantiere di questa tribuna. Un brevissimo cronistoria: tribuna chiusa ormai da parecchi anni per un problema strutturale, nel senso che purtroppo ormai una decina di anni fa ha cominciato a rompersi la copertura, quindi perdere calcinacci, i pilastri che retrostanti hanno cominciato a spaccarsi, e quindi un problema, insomma, vuol dire che non era più agibile. E infatti da quel momento la tribuna è diventata inagibile, e gli spogliatoi sotto fortunatamente era possibile utilizzarli, tutto il resto no, e quindi è rimasta tra virgolette chiusa per tanti anni. C'è stata l'idea, ad un certo punto sembrava che l'unico modo per salvarla fosse quella di togliere la copertura. In realtà quest'anno abbiamo fatto anche delle prove strutturali, queste prove strutturali fatte da una ditta apposita, che ci sono anche costate il giusto, che hanno stabilito che la struttura non ha grandi problemi di staticità e non è un problema tenerla su, ma che può essere risanata con una ristrutturazione importante. Ristrutturazione importante che è partita ieri. Quindi il cantiere è cominciato ieri, costo complessivo del tutto, comprese le opere, cioè le prove strutturali, è di 80.000 euro. L'ingegnere che ha redatto il progetto è l'ingegnere Mischiatti, Mirko Mischiatti. La ditta che ha vinto la gara è il consorzio contarinese con sede qui a Taglio di Po, che ha cominciato da lunedì. Tempi di realizzazione, ci immaginiamo, speriamo che insomma, se il tempo è clemente, credo che massimo entro fine novembre consegneremo il tutto, la ditta ci consegnerà il tutto. Quindi l'obiettivo qual è? È chiaramente quello di rendere intanto riutilizzabile tutta quest'area, che è sempre stata chiusa proprio perché impraticabile e inagibile, e ridare, insomma, un po' la possibilità di utilizzare la tribuna, e quindi di chiudere anche questo tassello così un po' tralasciato in questi anni. Ricordo che sì, siamo arrivati adesso a fare la tribuna perché malgrado siamo passati tanti anni, perché chiaramente con la Tagliolesi abbiamo messo giù in questi anni una scaletta di priorità. Tanto per ricordare, siamo partiti ormai 5 anni fa con la ristrutturazione di tutta l'impiantistica degli spogliatoi sotto e la messa a norma, per poi passare alla impermeabilizzazione della tribuna. Purtroppo ci pioveva, quando pioveva questa tribuna pioveva dentro, e quindi c'era insomma grandi problemi di infiltrazioni d'acqua, quindi abbiamo fatto un lavoro lì. Poi da quello lì siamo passati a fare l'impianto di illuminazione del campo B, che è finito, abbiamo consegnato l'anno scorso, e adesso è arrivato il momento di questa tribuna. Quindi mi auguro che, insomma, con questo ulteriore tassello, questo centro sportivo ormai, palestra Zanella tutta a norma, il tennis coperto a norma, impianto luci, tribuna a posto, con gli spogliatoi sotto a posto, insomma, vuol dire questo impianto sportivo credo che sia adesso a posto per un tot di anni, non necessiti di grandissimi investimenti. Stiamo usando dei fondi strutturali che arrivano dal governo, sono fondi che erano a disposizione per opere legate a una serie di tipologie di lavori. Chiaro che sono quei fondi che non possono essere usati per asfaltare strade, tanto se qualcuno viene in mente che potevamo usarli per la fontana, non possono essere usati per la fontana e via così. Sono fondi destinati a opere di questo genere, che abbiamo deciso questa tranche di quest'anno l'abbiamo destinata a questo lavoro, e sto parlando 2021 chiaramente, e il secondo stralcio del lavoro della sistemazione degli spogliatoi della zona marina, che partirà credo nel giro di un mesetto al massimo, cioè entro l'anno partono i lavori anche là, quindi abbiamo destinato queste due cose.